Buonasera, prendiamo la linea dopo la trasmissione sportiva Al Lupo. Oggi è una giornata particolare, il nostro telegiornale ha subito una profonda trasformazione per seguire in diretta i dati dei turni di ballottaggio che hanno interessato molti comuni della nostra regione. Ma prima di ogni altra cosa vediamo il dato che fa riferimento al Covid, perché continua a salire in Calabria. Oggi siamo a più 23 rispetto a ieri. A livello territoriale i casi sono distribuiti in questo modo: 14 a Catanzaro in reparto, 1 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare, 221 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 10 in reparto, 136 in isolamento, 496 guariti, 36 deceduti. Reggio Calabria 8 in reparto, 1 in rianimazione. A Crotone 6 in isolamento domiciliare, 135 guariti, poi sono 6 deceduti. A Vibo Valentia 5 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 92 guariti, 6 deceduti. E c'è da dire che per quanto riguarda l'area del Cosentino si sono registrati oggi 3 nuovi casi, 2 riconducibili a Cassano e a Fuscaldo, e in più si aggiunge 2 casi e un focolaio che preoccupa un po' l'ufficio di prevenzione dell'ASP di Cosenza e che riguarda 2 coniugi che abitano ad Arcavacata. Uno dei 2 è di origine dal El Salvador. Questi sono praticamente i dati dell'ultima ora, quelli che abbiamo appreso proprio pochi istanti fa prima di andare in onda. Quindi, come si vede, la situazione del Covid ha questo andamento, alcune volte appare stabile, altre volte decresce, altre volte ancora esplode con questa forza, come abbiamo appena detto, cioè più 23 casi in Calabria. E adesso il paginone elettorale. Partiamo subito dicendo che Falco Matà è stato riconfermato sindaco, ha stravinto le elezioni ed è un dato importante perché è il vero dato politico di questo turno elettorale che è arrivato fino al ballottaggio. Falco Matà è stato votato praticamente dalla maggioranza dei cittadini di Reggio Calabria. Altro dato straordinario a questo punto, notevolmente fuori dagli schemi soliti, è la partecipazione alla campagna elettorale di voce della società civile, su questo esponente del movimento che si richiama alle posizioni di Carlo Tanzi. Bene, anche qui a Crotone è stato lui a stravincere le elezioni. Sentite cosa ha detto a caldo subito dopo essersi fatto i conti ed aver visto che effettivamente i cittadini gli avevano tributato un grande sostegno. Sentiamo. Si aspettava questo exploit anche al ballottaggio? Guardi, io in queste 2 settimane ho parlato con tantissime persone, per cui avevo un po' il polso della situazione. Tanta gente mi fermava per strada e mi diceva che mi avrebbe votato e che mi avrebbe sostenuto, per cui è un successo bello e speriamo veramente di iniziare a lavorare per la città di Crotone rapidamente. La sua agenda qual è? Ma la sua agenda, bisogna mettere mano immediatamente al decoro e all'igiene urbana. La partecipata che la società crea in house del Comune di Crotone vuole ricapitalizzata e vuole messa nelle condizioni di effettuare e partire subito con la raccolta differenziata. Ecco. Abbiamo numeri bassissimi, un'indecenza. Ecco. Queste erano le prime parole di voce dopo l'elezione avvenuta a Crotone. Andiamo a Castrovillari, dove è stato riconfermato sindaco per la 3ª volta Lopolito. Ecco. Una grande soddisfazione, davvero una grande soddisfazione, perché Castrovillari per la 3ª volta di seguito mi ha ridato fiducia e questa volta non era facile, considerato un centrodestra così agguerrito. Mi ha dato fiducia perché abbiamo messo su una squadra credibile, abbiamo messo su un programma
fattibile e l'abbiamo portata avanti con grande armonia. La gente ha visto che c'era sicurezza da questa parte e sono contento anche che ha dato fiducia al sottoscritto. Queste erano le parole di Lopolito. Andiamo anche a San Giovanni in Fiori adesso, dove su Curro, alla meglio su Barile, un successo, dice, che dedico ai cittadini, dice la Succurro, e a quanti hanno creduto e credono in me. Sono felicissima, emozionatissima, è naturale. Ringrazio San Giovanni. È la vittoria dei sangiovannesi, è la vittoria di chi ha voglia di qualcosa di nuovo, di una donna, ma soprattutto ecco, di un cambiamento. Abbiamo vinto, siamo felici, vogliamo festeggiare insieme ai sangiovannesi questa bellissima vittoria. La vittoria, credo, dei sangiovannesi, la vittoria di tutti noi, di chi ha voglia di dare qualcosa ecco, di nuovo, di bello, di importante a questa bellissima capitale della Sila. Sicuramente ci ho creduto fortemente fin dall'inizio. La mia candidatura nasce proprio da una convinta e ferma voglia di voler essere il sindaco di San Giovanni. È stata una campagna elettorale non semplice, ma il risultato finale è quello che conta. A chi dedico la vittoria? Intanto alla mia famiglia e poi ovviamente a tutti i candidati, a tutti i sostenitori, a tutti i sangiovannesi. Questa Succurro, Rosaria Succurro, nel corso dell'edizione di domani del nostro giornale faremo ascoltare anche un'intervista molto dura rilasciata dal suo competitor Barile proprio in riferimento all'elezione della Succurro. Nel pomeriggio c'è stata una nota a firma dell'ex presidente della giunta regionale Mario Oliverio, che ha dichiarato di aver votato scheda bianca nel turno di ballottaggio e lancia accuse pesanti nei confronti dei dirigenti del Partito Democratico e forse segnatamente all'ufficio che fa forse riferimento al commissario per aver impedito per la prima volta a San Giovanni in Fiore della presenza del simbolo del Partito Democratico. Oliverio parla della mortificazione della sinistra, della mortificazione di un partito che per anni ha segnato momenti di crescita e di sviluppo della città silana. Abbiamo vinto, abbiamo perso, dice Oliverio, ma ci siamo sempre battuti per fare in modo che questa città guardasse al futuro con ottimismo. Parole che faranno discutere sicuramente all'interno del partito. Gli fa da contraltare una nota che è arrivata pochi istanti fa da Graziano, il commissario del PD, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto da Falcomatà a Reggio Calabria. Cambiamo argomento, ci sarà tempo e modo di approfondirlo nei prossimi giorni questo elettorale. Parliamo di cronaca e guardate cosa facevano a Tropea, è stata sgominata un'organizzazione che rubava le auto dei turisti. Vediamo. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba, oltre 100 i carabinieri in azione a Tropea contro 2 bande specializzate in furti in abitazione e riciclaggio di auto, 16 le misure cautelari eseguite. L'indagine, denominata Apate come la dea dell'inganno, ha ricostruito numerosi episodi di furto. Ci sono anche alcuni filmati che riprendono gli appartenenti alla banda in azione. Un colpo in abitazione è stato tentato durante un matrimonio dell'ignara vittima. I 2 gruppi avrebbero operato dal settembre del 2018, rubavano auto ai turisti in vacanza a Tropea, auto che poi venivano smontate e i pezzi rivenduti sul mercato. Diversi anche i furti in abitazione, sempre a Tropea. In un caso i ladri sono stati messi in fuga dal cane della proprietaria dell'appartamento. 26 in tutto gli indagati nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Vibo. Le accuse sono di associazione a delinquere, ricettazione, truffa, riciclaggio di auto e furto aggravato. Questo per quanto riguarda Tropea. Possiamo vedere le immagini adesso, le immagini che sono arrivate pochi istanti fa, che fanno riferimento ad un incendio. Eccolo l'incendio che si è sviluppato nel comune di Squillace, in località Baldaia.
Un incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che opera nel settore del recupero e del trattamento di rifiuti. Le fiamme, sviluppatesi su un'area esterna, hanno interessato balle di carta e scarti di altra natura. Sono in corso le operazioni di smassamento del materiale e di intervento dei vigili del fuoco che li vedete in azione. Sono immagini che sono giunte in redazione nel tardo pomeriggio di oggi. Andiamo adesso ad un altro servizio di cronaca che fa riferimento a un servizio di cronaca portato a termine dalla sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Cosenza. Guardate. Riusciva ad impossessarsi di somme di denaro spettanti ad altre persone a titolo di rimborso IRPEF senza averne alcun titolo. Per questo un 43enne di Camigliatello Silano è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con le accuse di truffa aggravata, sostituzione di persona, uso di atto falso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione anche validi per l'espatrio falsi. I carabinieri della stazione di Camigliatello Silano e della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Cosenza hanno eseguito l'ordinanza disposta dall'ufficio GIP presso il Tribunale su richiesta della locale procura. L'indagine è stata avviata dopo le denunce di alcuni cittadini che aspettavano i rimborsi IRPEF relativi alle dichiarazioni dei redditi. Quando hanno chiesto spiegazione all'Agenzia delle Entrate hanno appreso che i rimborsi erano già stati erogati e incassati e così le vittime, non avendo mai riscosso alcuna somma di denaro, non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri. Le indagini sono andate avanti per circa un anno. Le comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate ai destinatari dei rimborsi IRPEF avvengono tramite poste ordinarie non tracciate e questa è stata la criticità maggiore nello sviluppo delle indagini. Gli inquirenti sono tuttavia riusciti a risalire al 43enne che riusciva ad impossessarsi dei mandati dei pagamenti attinenti ai rimborsi spettanti alle vittime in originale e successivamente, usando falsi documenti, carte d'identità, patenti di guida, codici fiscali e false deleghe su cui apponeva falsi dati anagrafici con la sua foto, si recava in vari uffici postali della provincia di Cosenza, tra i quali Rende, Montaltofugo, San Giovanni in Fiore e Cosenza, per incassare le somme spettanti ai malcapitati, ancora in attesa delle relative comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire 3 episodi di truffa consumata dove l'indagato si è impossessato della somma di 3.150 euro e altri 3 casi di truffa tentata. Sono in corso ulteriori indagini per verificare la presenza di eventuali complici che hanno agevolato la condotta dell'uomo. E adesso un bel evento che calamiterà l'attenzione nei prossimi 2 giorni ed è legato al Giro d'Italia che torna ad attraversare la nostra regione e farà tappa a Camigliatello Silano, e questo perché c'è stato l'impegno del sindaco di Spezzano della Sila che si è fortemente battuto perché questo evento toccasse la ridente cittadina turistica calabrese. Stamattina c'è stata la presentazione del giro, della tappa, è stata anche l'occasione per ascoltare la voce dei partner istituzionali che hanno contribuito perché ciò avvenisse, perché questo evento si tenesse a Camigliatello Silano. Sentiamo nell'ordine, c'è il Presidente della Camera di Commercio e altri partner istituzionali. Noi abbiamo partecipato al Giro d'Italia, ha fatto bene il Comune, il Sindaco a poterlo portare qui in Calabria, dove arriva a Camigliatello e riparte da Castrovillari. Sono momenti importanti per poter accogliere in realtà e dimostrare e far vedere le nostre bellezze e il nostro patrimonio. Il Giro d'Italia passa, arriva da noi, riparte da noi e su questo noi siamo contenti. Il Giro d'Italia porta tanta gente, porta sponsor, porta esperienze anche di altre parti d'Italia. Io credo che questa è una manifestazione che aiuta sicuramente a far conoscere le bellezze della Sila e le sue potenzialità
a tutta Italia e forse a livello mondiale. Quest'anno con un'unica iniziativa, con un'unica attività abbiamo conseguito 2 obiettivi, cioè non solo svolgere un'attività di prevenzione degli incendi boschivi tramite la pulitura delle strade provinciali. Questa attività ci ha consentito, con un ripristino della viabilità, di dare un supporto tecnico all'organizzazione del Giro d'Italia, che attraversa proprio questi luoghi incantati che sono ai margini di questa strada provinciale, che tramite la nostra manodopera hanno consentito di realizzare una sinergia istituzionale, dando un supporto a mio avviso indispensabile per la buona riuscita di questa importantissima manifestazione per tutto il territorio montano calabrese e nello specifico per la provincia di Cosenza. E andiamo adesso a Castrovillari per un servizio che riguarda il Chivanis. Pierluigi Schifino, stimato imprenditore locale, è stato riconfermato alla presidenza del Chivanis Club di Castrovillari per l'anno sociale 2020-2021. La nostra azione inizierà a lavorare da ottobre, i progetti sono tanti, abbiamo una squadra e speriamo di ottenere il massimo dei risultati nel dare dei service più grandi possibili e aiutare i bambini con le loro difficoltà. La cerimonia è stata anche l'occasione per l'ingresso di un nuovo socio. La dottoressa Rosella Varcasia, che non è neanche di Castrovillari ma di Cassano, quindi possiamo anche tenere in considerazione le problematiche che ci sono in una città molto vicina a Castrovillari. Il primo progetto che abbiamo in mente è quello di donare dei kit, come è stato l'anno scorso, al reparto di pediatria dell'ospedale di Castrovillari, 10 kit che possono essere utilizzati purtroppo da mamme che hanno delle problematiche economiche e non possono comprare queste cose di prima necessità per i bambini appena nati. Vi do una notizia che è arrivata adesso, che riguarda il coronavirus. Allora, il timore per i contagi che salgono e gli appelli di istituzioni e media fanno salire i download di Immuni, l'app per il tracciamento del contagio da coronavirus. È stata scaricata, pensate, da oltre 7 milioni di italiani, un balzo di 350.000 negli ultimi 3 giorni. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, noi ci vediamo domattina. Arrivederci. Correnti miti di origine africana continuano a mantenere le temperature ben sopra le medie. Solo da martedì l'arrivo di venti di maestrale determineranno un deciso calo verso valori più consoni per il periodo. Domani nubi sparse un po' su tutto il territorio, con ancora possibilità di locali isolati piovaschi. Temperatura in decisa diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi o al più mossi, con venti dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.